Continuano gli incontri dell'Associazione Dante Alighieri. Oggi alla Biblioteca La Rocca si parla di diversi aspetti di Dante Alighieri, del sogno. Sì, in sostanza oggi abbiamo voluto offrire agli studenti del nostro territorio l'opportunità di confrontarsi sui 4 autori che sono delle pietre miliari nella nostra letteratura, quindi Don Milani, Gozzano, Manzoni e Dante. Abbiamo voluto in sostanza rendere gli studenti protagonisti, per cui saranno loro, hanno scelto autonomamente di tracciare le linee fondamentali di questi autori o anche di leggere qualche brano scegliendolo liberamente delle loro opere. L'abbiamo voluto fare questo incontro in questa realtà, la Biblioteca La Rocca Comunale, proprio per far apprezzare sempre più il libro, la lettura, da affiancare a quello che quotidianamente viene fatto a scuola, e quindi far conoscere questa realtà da utilizzare, tra parentesi utilizzare, nei momenti anche di libertà al di fuori dell'orario scolastico, quindi i pomeriggi possono benissimo venire qua e trovare un tesoro di esperienze e di conoscenze. Lorenzo Lombino, presente a questa iniziativa della Dante Alighieri, su cosa relazionerà? Su Don Milani, Don Lorenzo Milani, questo sacerdote profeta che ha veramente rivoluzionato il metodo di insegnamento ed è stato un profeta sul vero senso della parola, perché ha anticipato tante intuizioni, con tante intuizioni, ciò che oggi stiamo vivendo. Non è un profeta come dire facile, è un profeta anzi che infastidisce, e lui stesso aveva questa vocazione, volere togliere la pace ai suoi ragazzi perché cominciassero a pensare con la propria testa e a usare bene la lingua. Infatti oggi proprio di questo parlerò, cioè dell'insegnamento di Don Lorenzo Milani in un piccolo e sperduto villaggio che si trovava negli Appennini. L'insegnamento era altamente qualificato, era un insegnamento filologico, come usare la lingua e come essere capaci poi di produrre un discorso o uno scritto. Assessore Gioacchino Alfano al Comune di Agrigento, assessore all'istruzione. Ecco, quanti sono importanti questi momenti, questi approfondimenti su Dante Alighieri che l'associazione della dottoressa Ienna organizza, coinvolgendo proprio gli studenti? Iniziativa bellissima, proprio perché pone al centro dell'incontro l'attività e gli approfondimenti che hanno fatto gli studenti in relazione agli autori che verranno oggi trattati: Dante Alighieri, Manzoni, Gozzano, Don Milani. Penso che sia importante inoltre che attività di questo tipo vengano fatte nelle biblioteche, nella nostra biblioteca. Aprire luoghi di cultura del comune agli studenti è fondamentale. Il sogno, cosa dire? Un uomo che non sa sognare penso che sia un uomo che non sappia vivere, e se sono i ragazzi a sognare sicuramente potranno sognare obiettivi e traguardi importanti e magari sognare anche una città e un mondo migliore. Loro hanno la possibilità di realizzare i loro sogni ed è giusto che la cultura, le istituzioni, le biblioteche siano al loro fianco in questo momento, in questo percorso. Colgo l'occasione per un bilancio di fine anno della sua attività assessoriale nel seno del Comune di Agrigento. La pubblica istruzione ha bisogno tanto, le scuole di Agrigento hanno bisogno tanto. Ereditiamo da anni una situazione infrastrutturale difficile, però i ragazzi sanno fare delle difficoltà sempre dei trampolini di lancio, degli elementi di forza, e i nostri studenti da questo punto di vista non sono secondi a nessuno. Dobbiamo fare tanto. Dicevo prima che il 2024 sarà un anno importante per le scuole agrigentine. Porteremo avanti diversi progetti anche finalizzati a Agrigento Capitale della Cultura. Adotto un monumento, per esempio, sarà uno di questi progetti. Cercheremo di coinvolgere le scuole nella presentazione multimediale dei monumenti del nostro patrimonio culturale, in maniera tale da presentarlo non solo in italiano ma in una presentazione multilingue.